Allora, torniamo sul tema della droga che riguarda tantissime persone. Tra l'altro molti genitori non sono consapevoli del fatto che i propri figli fanno uso di droghe, perché ovviamente il proprio figlio assolutamente no, oppure ritengono, e quindi l'errore sta già in famiglia, che anche se il figlio si fa una canna ogni tanto eccetera, non va certamente a intaccare il suo equilibrio, magari il genitore stesso l'ha fatta alla sua età e reputa che non gli sia successo niente. Dico reputa perché in realtà qualcosa purtroppo succede sempre. Allora vediamo la campagna di prevenzione della droga, questo filmato, vediamolo insieme. La droga sta privando i nostri bambini del loro futuro. Ogni 17 secondi un adolescente prova la droga per la prima volta. E quasi metà di loro incontra gli spacciatori nei corridoi e nell'ambiente della scuola stessa. Mentre l'abuso di farmaci prescritti è peggiorato del 400%. Più dell'eroina, della cocaina e dell'ecstasy messi assieme. Vengono spesi miliardi per programmi tesi a sensibilizzare i ragazzi, con poco o nessun impatto. Nel frattempo, tra i giovani, i crimini e la violenza legati alla droga continuano ad intensificarsi, minacciando la loro vita e la sicurezza delle loro comunità. Ma ad aiutare i giovani a condurre una vita lontana dagli stupefacenti c'è la Fondazione per un mondo libero dalla droga, che coordina la più ampia campagna non governativa sulla Terra per l'educazione contro la droga. Ricorrendo ad un'esperienza di più di 25 anni nella prevenzione della droga, oggi i volontari della Fondazione e organizzazioni di simili ideologie conducono una campagna mondiale multimediale della verità sulla droga. Tale programma è incentrato su una serie di opuscoli informativi che trattano le droghe più comuni ed educano i giovani affinché possano prendere la propria decisione in merito alla droga. E dato che i materiali sono disponibili in una ventina di lingue, le squadre di Un Mondo Libero dalla Droga operano dappertutto, dai punti di spaccio della cocaina nella Florida meridionale ai quartieri infestati di metanfetamina nella California meridionale, dalle strade del crack di New York e Harlem agli itinerari della droga sintetica nell'Australia e nell'Asia, e i narcodotti del cannabis dell'Africa e dell'Europa occidentale. Poi ci sono i paternariati che la Fondazione ha stretto da qualsiasi altra parte. L'unità di intervento del Dipartimento dello Sceriffo di Los Angeles nel paese dei laboratori di metanfetamina, dopo un seminario del mondo libero dalla droga, munisce i ragazzi della verità sulla droga. La squadra di Praga del mondo libero dalla droga, sotto il patronato del Senato della Repubblica Ceca, organizza l'annuale manifestazione sportiva Cyclorun. Visitando 45 città, i ciclisti e i podisti partecipanti diffondono il messaggio antidroga tramite la stampa, la radio e la TV a più di 2 milioni di abitanti nella nazione. A Città del Messico, Mondo Libero dalla Droga collabora con le forze ausiliari di sicurezza per lo Stato del Messico, che ricevettero più di 4.000 opuscoli relativi alle principali droghe nel loro territorio. A loro volta si schierano con precisione per distribuire per la città opuscoli a vagonate. Ed è così che il Mondo Libero dalla Droga ha diffuso quasi 1/4 milione di opuscoli, assistendo così lo Stato del Messico nella lotta contro la droga. La distribuzione degli opuscoli viene fiancheggiata da una serie di annunci di pubblica utilità mandati in onda su centinaia di stazioni televisive, raggiungendo decine di milioni di spettatori in più di 120 paesi. Ma il componente che distingue il Mondo Libero dalla Droga da qualsiasi altro programma con simili fini è questo: un premiato documentario di 1 ora e mezzo con filmati su ogni droga comune. Questo documentario educa, illumina i ragazzi e parla la loro lingua. È raccontato da persone che hanno provato la tossicodipendenza sulla loro pelle e con le loro storie condividono ciò che hanno imparato per evitare che altri seguano gli stessi passi. Il Mondo Libero dalla Droga fornisce anche il pacchetto educativo La Verità sulla Droga. Include poster, il documentario, gli annunci di pubblica utilità, una guida didattica, 2 pacchetti di 12 opuscoli. In altre parole, un intero programma di studio con un manuale per gli insegnanti, piani di lezione per un completo semestre, saggi e compiti da fare a casa.
e viene tutto fornito gratuitamente dalla Fondazione ai docenti. Mentre per assicurarsi che la verità sulla droga raggiunga tutti, c'è noaladroga.org, dove gli utenti troveranno il definitivo centro risorse interattivo contro la droga per docenti, ragazzi e adulti. Da qui chiunque può leggere e scaricare gli opuscoli, visionare i filmati e gli annunci, creare una classe virtuale o scaricare l'app del programma di studio, nonché ordinare risorse per un'attuazione ancora più ampia del programma. Nel complesso, rappresenta la distribuzione di più di 60 milioni di opuscoli della verità sulla droga, decine di migliaia di manifestazioni di sensibilizzazione antidroga in 70 paesi, più di 800 alleanze con enti di prevenzione della droga, più di 12 milioni di visite annuali al sito web del mondo libero dalla droga e centinaia di ordini di materiali ogni settimana, portando il totale di persone raggiunte col messaggio antidroga della Fondazione a più di 150 milioni in un singolo anno. Si può invertire la tendenza dell'abuso di droga nella società. I risultati del programma della verità sulla droga hanno dimostrato di aver reso i giovani capaci di fare la giusta scelta. Chiunque può aiutare, appoggiando il programma La verità sulla droga o provvedendo alla distribuzione dei materiali didattici ai giovani nella comunità o città. Unendovi alla campagna della Fondazione per un mondo libero dalla droga, potete aiutare un'intera generazione a rimanere lontana dagli stupefacenti, instradando sulla via di un futuro libero dalla droga. Allora, nel territorio, in modo particolare nel nord-est, con la sede poi centrale a Padova, che risultati avete sortito, che cosa avete fatto? Beh, diciamo che anche da un recente questionario posto dai ragazzi, a più di 360 ragazzi dopo che hanno visto la mostra e partecipato a una conferenza, diciamo che la percentuale è calata notevolmente dei ragazzi che prima pensavano che le droghe non facessero niente. Ma non parliamo solo di una maggiore consapevolezza del pericolo, del rischio. Sì, hanno capito che non è proprio così, che anche semplicemente una canna, una pastiglia una volta può portare a grossissimi danni. Beh, ci sono purtroppo persone che anche solo per una pastiglia hanno avuto danni irreversibili, no? Cioè, lo sappiamo, abbiamo sentito parlare tra l'altro dalla cronaca, però purtroppo bisogna continuamente rendere noto ai ragazzi che queste sono delle realtà, non sono delle bugie. Anzi, le bugie di solito le dicono gli spacciatori, cioè coloro che magari circondano i ragazzi e che fanno capire che le droghe non sono niente, devi essere figo se ti fai di qualcosa, per stare in compagnia devi appunto assumere qualche sostanza, bisogna sballarsi perché sì, bisogna usare delle sostanze, alcol e così via, no? Cioè quelle sono, diciamo, le bugie che vengono dette. Ecco, ma quando si è già creata una dipendenza, è possibile? Cioè, c'è il vostro aiuto, potete intervenire ugualmente oppure lo potete fare solo a livello preventivo quando ancora c'è questa libertà tutto sommato, uno approvato, oppure l'idea solo che non faccia del male e quindi ancora libero dalla dipendenza o no? Ma diciamo che noi ci occupiamo con la campagna La verità sulla droga, si occupa della prevenzione, poi ci sono i centri Narconon che appunto recuperano i ragazzi dalle tossicodipendenze, quindi quando c'è qualcuno che richiede aiuto in quel senso lì, noi li indirizziamo alle comunità. Perfetto, io vorrei vedere adesso uno spot che anche questo è abbastanza provocatorio, quindi lo seguiamo insieme. Dicevano, se tu ubriachi sarai dei nostri. Dicevano, se tu ubriachi sarai dei nostri. Mentivano. Scopri la verità sulla droga. noaladroga.org. Questo proprio ricalca quanto diceva.
Però forse nelle scuole questo concetto, per far parte della massa, del gruppo, per non essere diverso, è difficile farlo penetrare, vero? Bisogna lavorare molto, per questo la fondazione appunto può fornire i materiali ad educatori, insegnanti, genitori. Il punto è questo, bisogna essere in tanti a farlo, perché ovviamente i volontari, i gruppi ci sono, non solo noi, ce ne sono anche altri, ma il problema è la quantità. Perché se esiste e se ne parla tanto a livello di spaccio, per esempio, ma ci sarà chi l'acquista. Cioè è la quantità purtroppo, e quindi più persone sono coinvolte, più persone hanno gli strumenti. La consapevolezza anche, la consapevolezza è importantissimo, sapere, cioè fai un'azione, sei libero di farla, ma sappi quello che ti può succedere. Esattamente, tra l'altro questa campagna non ha un discorso moralistico assolutamente, non c'è un materiale che parli è bene e male in merito, bensì fornisce le corrette informazioni. Carattere scientifico quindi. Scientifico e testimonianze. Quindi fondamentalmente poi la persona è in grado di decidere in maniera autodeterminata effettivamente di vivere o meno una vita libera dalle droghe. Assolutamente, anche perché purtroppo le persone che fanno abuso di sostanze stupefacenti possono essere di danno agli altri. Assolutamente. Questo è un altro problema, Assolutamente. Quindi non riguarda solo il singolo individuo a livello egoistico, ma possono emergere delle reazioni che socialmente sono pericolose, quindi si va a toccare tanti altri ambiti. Ma certo, la famiglia in primo luogo ovviamente, che è quella che di solito ovviamente ne soffre di più e non sa tra l'altro cosa fare, perché quando c'è la fase in cui finché un ragazzo non ha toccato veramente il fondo, crea molti problemi in famiglia, per non dire magari ovviamente attività criminali o meno, perché per procurarsi soldi uno farebbe qualsiasi cosa, al di là dello spaccio che è già un crimine di per sé. Insomma. Allora richiederebbe tantissimo tempo, anzi un capitolo a sé stante solo questo della droga, poi è molto purtroppo interessante. Però ci sono altre campagne, altri programmi che voi abbracciate. Lei accennava prima al discorso valoriale, che in realtà è la base, diciamo così, lo zoccolo duro, perché se ci sono dei valori forti, sentiti, percepiti, trasmessi, anche la droga stessa perde un po' il suo fascino, no? Sì, perché in effetti in questa società ormai i valori, c'è talmente tanta libertà che è da una parte positiva e c'è tanta informazione di qualsiasi tipo, però in effetti i valori sembra quasi che siano fuori moda. No? Tante volte parlare di valori ti dicono ma tu sei vecchio, tu sei così, cioè invece sono determinanti per trovare una via verso la felicità. Infatti l'opuscolo che ha scritto appunto negli anni '80 Ron Hubbard, La via della felicità, è un codice morale laico che è semplicemente una guida al buonsenso per vivere all'interno di una carreggiata così a grandi linee detta così, che ti porta al beneficio di te stesso, della tua famiglia, della comunità, dell'ambiente e così via. Le persone che obiettano dicendo sì, ma è facile parlare di felicità, di valori, tutti sanno quali sono eccetera, ma poi la vita ti fa gli sgambetti tante volte e quindi sono scettici da questo punto di vista. Cosa si può rispondere? Quindi come acquisire questa felicità? Ma io personalmente penso che, per esempio, seguendo l'opuscolo La via della felicità, una persona può già capire, a parte che chiunque può leggerlo o scaricarlo da internet, e noi ne distribuiamo a migliaia, è un semplice opuscolo che è una guida su cui uno può accordare o meno, cioè nel senso non è che devi per forza vedere, però se le informazioni che tratte dall'opuscolo le applichi e vedi che funzionano, siamo sempre lì. Hai uno strumento che ti permetterà di capire da te stesso se vai nella direzione giusta o meno, perché ormai secondo me c'è tanto nel mondo, c'è tanta disinformazione, nel senso come nell'ambito della droga, ma anche nell'ambito dei valori, la famiglia, il lavoro, l'essere competenti, occuparsi, non so, dei bambini nel modo giusto, i figli occuparsi dei genitori nel modo giusto, rispettare la fede religiosa degli altri, cioè prendersi cura di se stessi, del corpo, dell'igiene, diciamo, ci sono dei valori, delle attività, diciamo così, che a volte sembrano fuori moda
Cioè, lo dico perché lo sento, cioè, sembra che uno per essere figo, scusate se uso questo termine, però è proprio quello che viene detto, no? Cioè devi essere di moda, diciamo così, e quindi sembra che certe cose siano normali. Cioè, quindi trasgredire certi parametri, perché altrimenti proprio non sei alla moda, non sei attuale, non sei così. Ci sono per fortuna tantissime, tra l'altro, che siano chiese o comunque altri gruppi che hanno dei valori che effettivamente vivono molto meglio la vita. Le persone che seguono determinati valori non in maniera ossessiva, perché in quel caso lì non sarebbe mai una cosa razionale e libera, no? Certo. Però seguire dei valori, dei principi in modo sano sono ciò che rendono le vite, diciamo, delle persone molto più semplici da vivere, di conseguenza raggiungono più facilmente una stabilità, una felicità, la fiducia in se stessi. Perché in primo luogo penso che una persona, quando ha un'idea di comportarsi in un modo, poi c'ha 10 amici intorno che gli dicono ma non va bene così, no? Il tuo atteggiamento si mette in discussione. Esatto, è meglio che trasgredisci, è meglio che fai così, non vedi che tutti lo fanno, sei fuori. Fondamentalmente quello, già la persona non ha più fiducia in se stessa. Ed invece bisogna acquistare molto più forza in se stessi, nelle proprie convinzioni, metterle in discussione se queste ovviamente non portano verso un percorso di felicità e di conseguenza comportarsi nei confronti degli altri. A questo punto vediamo un altro video di introduzione a questo percorso alla via della felicità, che in realtà mi ha curiosito questo opuscolo, ma vediamo il video. Dietro a ciò che non va nel mondo odierno c'è una sempre più profonda crisi morale. Le prove sono dappertutto. Intolleranza, con dilaganti crimini di stampo etnico e razziale. Avidità, con appropriazioni indebite e frodi da criminali corporativi per centinaia di miliardi di euro. Immoralità, con la pornografia che adesso occupa più di 1/3 delle pagine web. E la criminalità, con il tasso di reati violenti aumentato del 500% negli ultimi 5 decenni. Alla base di tutto questo vi è una perdita di principi e valori morali. Ma ad invertire questo declino e a ripristinare l'integrità e la fiducia nell'uomo c'è la via della felicità, il primo codice morale basato interamente sul buon senso. Scritti da L. Ron Hubbard nel 1980 per colmare il vuoto morale in una società sempre più materialistica, i 21 precetti del codice ripristinano i vincoli che uniscono l'umanità. Interamente non religioso può essere osservato da chiunque, di qualsiasi razza, cultura o credo. Le azioni degli altri influiscono profondamente sulla propria vita e dando copie della via della felicità ad amici e conoscenti si migliora la propria sopravvivenza ripristinando la moralità nelle persone che ci circondano, aiutandole a condurre una vita migliore e più felice. Queste poi danno copie del libro ad altri sulle cui vite esercitano un'influenza, guidandoli a trattare i propri simili con gentilezza, umanità e rispetto. Come movimento popolare, più di 87 milioni di copie della Via della Felicità sono passate di mano in mano in più di 174 nazioni. Ma ricucire il tessuto morale della società è un'impresa impegnativa. Ecco perché nel 2003 la Fondazione della Via della Felicità ha istituito la sua nuova sede centrale a Glendale, in California. È qui che istruttori, dirigenti, legislatori e funzionari di governo nel mondo apprendono come usare questo libro vitale per apportare un impellente cambiamento nelle loro imprese, comunità e nazioni. La Fondazione, quale nucleo di coordinazione per tutte le attività della Via della Felicità, istituisce anche una crescente rete di uffici regionali e continentali che, a loro volta, assistono migliaia di persone e gruppi a distribuire il libro in ogni settore della società. Per soddisfare la sempre maggiore richiesta dell'opuscolo, le strutture tipografiche digitali della sede centrale consentono la stampa istantanea in una qualsiasi delle più di 90 lingue. Migliaia di individui, imprese e enti governativi hanno ottenuto copie con copertine personalizzate, adottando così il libro, distribuendolo e rendendo proprio il messaggio della Via della Felicità. Il libro si è anche rivelato una forza potente per la prevenzione del crimine e la riabilitazione del criminale.
Usato a livello internazionale nel programma di riabilitazione del Criminon, il libro La via della felicità viene utilizzato nei riformatori, sedi per la libertà vigilata e più di 2000 carceri nel mondo. Offre ai trasgressori un codice morale che possono usare per diventare cittadini onesti e produttivi. Funzionari delle forze dell'ordine usano la via della felicità per invertire la tendenza del crimine e della violenza. In Colombia, e questo non è che un unico esempio, la via della felicità fu presentata a più di 20.000 ufficiali dell'esercito e della polizia. Dopodiché distribuirono più di 3 milioni di opuscoli nelle città colombiane nell'arco di 18 mesi, sfociando in una riduzione nel tasso di criminalità nazionale. In zone devastate da sommosse civili e dalla guerra, la distribuzione su vasta scala operata dai volontari sostituisce i conflitti e la violenza con la ragione e la calma. Di nazione in nazione, leader locali e nazionali emanano proclamazioni ufficiali in riconoscimento della via della felicità, per il fatto che infonde solidarietà e umanità in intere comunità e nazioni. Nel 2007 venne lanciata una serie di 21 annunci di pubblica utilità, uno per ogni precetto nel libro. Vengono esibiti regolarmente in centri commerciali, sui trasporti pubblici, durante avvenimenti sportivi, nelle scuole e nei cinema. Vanno anche in onda alla televisione negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nel Sud America e nel Sudafrica e da qualsiasi altra parte su 450 stazioni nel mondo. Adesso è disponibile anche un lungometraggio, il libro su film della Via della Felicità. Quest'opera cinematografica in versione integrale e completa porta in vita il libro, capitolo per capitolo, precetto per precetto. E dato che il film illustra visivamente ogni concetto, eleva la comprensione della Via della Felicità a nuovi livelli. Disponibile in 16 lingue, sta venendo mandato in onda dall'Aruba all'Italia, da Kirghizistan agli USA. La Fondazione distribuisce anche un kit di risorse per l'insegnante, che include una guida per l'insegnante della Via della Felicità, il libro su film e 21 spot per iniziare le lezioni, opuscoli per ogni studente e persino poster dei precetti per le aule. A tutt'oggi, più di 1400 scuole in 22 paesi stanno usando la Via della Felicità nelle loro classi. Il sito web della Fondazione fornisce ai visitatori ogni opportunità di sperimentare la Via della Felicità per conto loro. Possono vedere gli annunci di pubblica utilità, visionare brani del libro su film e richiedere materiali didattici gratuiti. Possono anche scaricare l'opuscolo della Via della Felicità o ordinare le proprie copie personalizzate da passare ad altri. Quel che distanzia il mondo in conflitto che fronteggiamo oggi da uno in cui vi è solidarietà e pace è la scoperta di valori comuni su cui ci si può accordare, indipendentemente dalla nazionalità, razza o religione. La facoltà di indicare la via verso una vita meno pericolosa e più felice è nelle vostre mani. Date la Via della Felicità a coloro che vi stanno a cuore, così anche loro possono fare lo stesso. Patrocinate una campagna per distribuirla o avviate un gruppo e aiutate a ripristinare decenza e moralità in un'intera comunità. Ovunque arrivi la Via della Felicità, come olio gentile in un mare in tempesta, la calma e la pace fluiranno sempre più lontano, lasciando dietro di sé un mondo fondato sulla tolleranza, la fiducia e la comprensione. Allora, riflettiamo su questo video, a chi potrebbe essere soprattutto divulgato nel nostro paese, nella nostra realtà. Non circola molto a certi livelli, sembrerebbe, altrimenti non avremo purtroppo tante notizie che non sono certamente piacevoli, ma dà comunque un'opportunità, un'apertura molto importante. Riflettiamoci durante la pubblicità.